Una grandissima perdita perché era un sindaco bene amato in paese e l'avevamo rivoluto con la seconda elezione, per cui è stata una perdita enorme, soprattutto perché era giovanissimo. È arrivata la notizia che ha scosso un po' gli abitanti del comune e dei comuni limitrofi, perché in realtà sì, è una cosa veramente forte e potente. A Dolo la notizia ha colpito i cittadini come un fulmine a ciel sereno. Il sindaco Alberto Pollo si è spento nell'ospedale di Milano, dove era stato condotto domenica sera per alcune complicazioni insorte a causa della malattia contro cui combatteva da circa 1 anno e mezzo. Aveva 46 anni. Se n'è andato con serenità, senza sofferenza, accompagnato dai suoi cari presso la struttura sanitaria che si è presa cura di lui con umanità e professionalità, si legge nel comunicato del comune. La giunta prosegue, tutti i consiglieri e il personale si stringono a Claudia, Adelaide e Gherardo. Increduli i cittadini perché sembrava che Polo avesse superato la malattia, tanto che si era ricandidato alle elezioni che l'avevano riconfermato altri 5 anni. Ci dispiace tantissimo perché era una degna persona, giovane, con una famiglia, con bambini piccoli, ha sempre lavorato bene per la comunità di Dolo, in effetti è stato rieletto e abbiamo un dolore grande e un lutto grande. Mi dispiace perché era giovane e era una brava persona. Mi dispiace molto. Molto tragica, molto tragica. Ha fatto molte cose per città di Dolo. Uno dei temi su cui Polo si era impegnato nell'ultimo anno era quello dell'ospedale locale. L'ultima apparizione pubblica è stata in occasione degli auguri per l'anno nuovo con un videomessaggio pubblicato sui social il 31 dicembre, mentre 2 giorni prima aveva presieduto il Consiglio Comunale. Un messaggio di cordoglio è giunto dal Centro di Documentazione ed Inchiesta sulla Criminalità Organizzata, la cui nascita era stata incoraggiata dal sindaco. Vicinanza dal mondo politico, dal sottosegretario Variati al sindaco Brugnaro, che ricordano la sua serietà, pacatezza, umiltà, stringendosi alla famiglia. Se ne va un grande sindaco che ha saputo incarnare con responsabilità e dedizione il suo ruolo istituzionale, si legge nel comunicato del presidente di ANCI Veneto Conte, insieme ai vicepresidenti Pavanello, Venturini e Bolis. La perdita di Alberto lascerà un grande vuoto.